Buona sanità. In questa puntata si parlerà di radiologia. Abbiamo ospiti il dottor Ilan Rosenberg, direttore della radiologia dell'AS4, e la dottoressa Maria Livia Perazzo, coordinatrice tecnica della radiologia. Ci sono persone che darebbero una fortuna per avere il suo nome, Rosenberg, è un nome che incute già rispetto, ma comunque so che lei ha una bella fama di radiologo e quindi di coordinatore. Senta, gli esami radiologici sono diagnosi oppure conferme di diagnosi? Gli esami radiologici entrano in un percorso diagnostico, cioè sono uno strumento che possono portare a una diagnosi certa oppure di partecipare a un percorso, ripeto, che coinvolge un percorso dove la radiologia è coinvolta da parte dei clinici. Ho capito. Quindi 50-50. Più avanti andiamo, molte volte abbiamo diagnosi reali, e la rivoluzione effettivamente di questa disciplina che dà risposta a una cosa che prima non si poteva dare. Quindi il ruolo della radiologia È centrale. è centrale. Ecco, lei si immagina un po' una volta come si curavano le persone, era un guaio, c'era solo la lastra e è finita lì. Esatto. Ora invece rispondere ai quesiti dei medici, voi dovete rispondere, il medico fa dei quesiti, pone dei quesiti e voi? E noi, come vi ho detto, facciamo quello che possiamo. Cosa vuol dire? Posso allargare un po' la risposta? Vede? La radiologia oggi utilizza quasi 7 metodiche diverse, no? Elenchiamo i principali: l'ATAC, la risonanza magnetica, la radio tradizionale, l'ecografia, l'angiografia e altre, diciamo, tecniche interventistiche, la mammografia, esatto. E ogni metodica, quasi ogni metodica, deve rispondere a 360 gradi della domanda delle varie discipline. È un lavoro enorme e il quesito è una cosa che ci aiutano a indirizzare anche questo percorso verso la giusta, diciamo, direzione, perché le risorse alla fine sono limitate e bisogna in qualche modo pesarli. Dottor Rosenberg, lei è il nuovo direttore della radiologia dell'AS4. È stato un inserimento facile oppure ha un po' tribolato? Tribolato no. È stato abbastanza... Facile no. Non è mai facile. Non è mai facile. Da quanto tempo è che è qui tra noi? Dalla seconda metà di gennaio. Ecco, le strutture, le persone, i mezzi a disposizione? Allora, i mezzi a disposizione sono di qualità, le persone in linea di massima sono di qualità, ognuno ha le sue caratteristiche, ma non è sufficiente. Sono insufficienti. Quindi personale, sia personale che attrezzature per un DEA di primo livello come è Lavagna dovrebbe avere di più. Non solo per il DEA, per il bacino di utenza di riferimento deve essere di più. Ecco, perché noi abbiamo 150.000 persone che sì, poi d'estate diventano anche di più, sì, e poi anche la province vicino tante volte gravitano sì, da noi, quindi questo è preoccupante, però ancora più preoccupante sono le prospettive che riguardano i medici. Pare che fra un po' di anni mancheranno 1000 medici in Liguria, 1000 specialisti. Sì, lei che cosa ne pensa? Io posso parlare della radiologia perché so in linea di massima, conosco come lei, o forse un po' più da vicino per certi diciamo così, aspetti, ma sulla radiologia conosco meglio. Io sono certo che avremo dei problemi importanti su specialisti in radiologia.
Semplicemente guardando intorno, conosco molto le radiologie in tutta Italia, non solo nella nostra regione, e ci sono molti concorsi che non si presenta nessuno. Che vanno deserti. Vanno completamente deserti. Fino adesso sì, arriverà anche a noi questo fenomeno, sicuramente. E dove andremo a pescare? Perché i paesi, l'Inghilterra a suo tempo, la Francia a suo tempo ha pescato in Italia, medici. No, noi non siamo attraenti, Appunto. ma noi non siamo attraenti per le condizioni di lavoro. E anche come paghe forse anche non siamo attraenti. Fa parte delle condizioni di lavoro, Sì. le condizioni di lavoro, però vede, ma non solo la radiologia, ma la radiologia ci sono reparti dove medici di massa 5-6 sono dimessi così improvvisamente, non tanto per la paga, però perché non avevano più sabato e domenica, non avevano più vita familiare. Notti, che l'attività di notte una volta era una guardia, 12 ore di lavoro, ma era una guardia. Oggi è diventato peggio che di giorno. Praticamente non si sa mai, perché mancano sempre persone, quindi si fanno ore e ore in più. Mi dicono che ci sono tante ferie o centinaia di ore di ferie che poi non andranno pagate, e quindi le persone si stufano, lo so, purtroppo. Esatto. Signora Perazzo, lei è la coordinatrice, è la tecnica radiologa ed è la coordinatrice di tutta la radiologia, di tutti i tecnici radiologici. Chi è il tecnico radiologico? Il tecnico radiologico è colui che deve cercare di dare un risultato ottimale con la macchina che ha, rispondendo al quesito del medico, cioè in base a un esame deve dare la migliore immagine possibile, che sia di TAC, che sia di radiologia tradizionale, ecco, o mammografia. Lo scopo è quello che il medico possa avere un esame refertabile il meglio possibile, quindi l'uso delle macchine. Le doti del tecnico radiologo quali sono? Quali devono essere? Beh, sicuramente, io credo che ci siano due tipi di tecnici diversi, un tecnico più sulle macchine e un tecnico più girato sulla parte medica, diciamo. Questa è una caratteristica personale. Secondo me vanno bene entrambe, però quello dà un po' la caratteristica diversa delle persone. C'è quello che con la macchina riesce a rendere di più, riesce a trovare anche il modo di farla rendere di più una macchina, e c'è quello che invece riesce a capire anche su quell'esame potrei fare qualcosina in più che sicuramente serve a volte, col medico riesce a coordinarsi su questo. E lei naturalmente ne deve sapere un po' di una, un po' dell'altra. Sì, io dovessi dire forse più quella delle macchine io, come testa. Far funzionare le macchine, allora, lei è quella che provvede a far funzionare le macchine. Far funzionare le macchine, bisogna saperla usare una macchina perché dia un risultato ottimale per il medico. E deve produrre, che cosa produce? Immagini, lei produce immagini. Ma la responsabilità del tecnico radiologo qual è? Beh, innanzitutto condurre un esame in maniera corretta, non dovendo ripetere l'esame, dovendo dare, ripeto, una dose accettabile rispetto a quello che è il risultato iconografico che ne deve risultare. Deve secondo me fare correttamente questi passaggi, un tecnico di radiologia. E chi è che governa le macchine in particolare? Proprio, chi è che la manutenzione, per esempio? Manutenzione, vabbè. Allora, ci sono macchine, le ditte, certo, ci sono le ditte. Poi tra l'altro per le grandi macchine è indispensabile proprio un abbonamento alla ditta perché sono spese elevate, ecco, quindi però sicuramente. Qualche cosa bisogna fare anche, il tecnico deve fare qualche cosa. Il tecnico deve sapere, io sono spesa dell'idea che il tecnico deve sapere la macchina che ha davanti, deve conoscerla, per cui sa che se si blocca una macchina alcune cose le può fare il tecnico e quindi deve poter fare, altre si chiama la ditta, si chiede c'è qualcosa che posso fare, questo è il problema che mi dà, come posso intervenire, se no devono intervenire loro e così fanno. Ecco. Senta, dottor Rosenberg, negli esami possibili nella nostra ASL 4, lei l'ha già accennati, la risonanza, l'attacco e la radiografia, eccetera, eccetera.
ma il nostro parco macchine abbiamo detto che non è sufficiente. Sì. Come si potrebbe fare? Dove dovrebbero essere posizionate queste macchine? Perché noi purtroppo abbiamo ancora diversi poli radiologici, no? Dove le abbiamo queste apparecchiature? A Rapallo? C'è qualche cosa? C'è. Poi c'è a Chiavari anche? A Chiavari, l'elenco esattamente, allora ce l'abbiamo a Rapallo, Chiavari, Cicagna, Sestri e Lavagna. Quindi, ora, secondo lei, noi abbiamo una TAC o due TAC? Due TAC. Secondo lei quante TAC occorrerebbe per una struttura? Una in più. Nella nostra realtà, guarda, bacino di utenza nostro. Ecco. E risonanze magnetiche ne abbiamo? Diciamo 2, ma in realtà bisogna sempre, quando parliamo di macchine, è una cosa molto complicata, perché le macchine sono complicate e hanno caratteristiche diverse. Per esempio la risonanza magnetica, ci sono macchine a campo alto e macchine a campo basso. Campo alto vuol dire, diciamo, oltre 1,5 Tesla, questo è un termine, diciamo, professionale, sono quelle che garantiscono un risultato migliore. Quelle a basso campo non garantiscono quello che garantiscono a campo alto e si chiamano macchine settoriali, cioè vengono utilizzate per studiare più che altro apparato muscoloscheletrico. Esatto, che alla fine per la salute è una cosa relativa, importante, ma relativa, certamente. Sì. Un tumore del pancreas bisogna avere è più importante. Bisogna avere anche questo settoriale che va benissimo, che può dare una risposta, noi faremo la selezione, però bisogna avere almeno una risonanza in più a campo alto, quello sì. Certamente. E quindi una TAC e una risonanza, però sì. Dietro queste macchine ci vogliono dei professionisti, sì, dei professionisti che abbiamo sì. O che si dovrebbero avere. Dovremmo avere. Quindi ci vorrebbe una rivoluzione nella nostra ASL, cioè bisognerebbe assumere persone, dietro una macchina quante persone ci vanno? Allora, anche questo, diciamo, invece di pensare della macchina, diciamo che abbiamo una macchina e pensiamo che deve lavorare tutta la settimana, vediamo qualche ora, bisogna fare il calcolo, è facile fare questo calcolo, però è una questione di progettazione, prima di chiamarla una rivoluzione, chiamiamo di identificare quali sono i reali fabbisogni e poi fare una progettazione e programmare come raggiungere un certo obiettivo che noi dobbiamo porsi. Parliamo di avere un attacco in più, una risonanza in più, si fa una programmazione, magari non si finisce in un anno, magari non in 2, magari non in 3, però sappiamo dove vogliamo avere e questo è un processo che è in atto, non è che non abbiamo... Programmare il lavoro, perché bisogna guardare un po' più in là del proprio naso, bisognerebbe che... Sì, anche agli apici delle aziende ci fossero persone con la vista un po' lunga e che poi non fossero pressati dalla politica, questo lo dico io, e non avessero pressioni delle volte che non hanno nulla a che vedere con la cura. Vabbè, ma questo è un altro discorso. Sì, ma c'è devo dire che questo ragionamento la Liva conosce dal primo giorno che sono qua, gli interlocutori che ascoltano e non ridono e prendono sul serio ce l'abbiamo, non è vero che non ce l'abbiamo. Bene. Dottore, la giustificazione della richiesta di un esame. Sì. L'esame, il clinico, il medico fa la richiesta, deve essere giustificata, deve giustificare questa richiesta oppure solo facciamo questo e basta? I motivi deve dire com'è? Allora, anche qui dividiamo in 2 concetti di giustificazione. Una giustificazione è che effettivamente quello che hai chiesto
e può servire per la tua diagnosi, che il tuo quesito effettivamente corrisponde alle potenzialità della macchina. L'altra è la giustificazione a esporre i pazienti a radiazioni. La risonanza magnetica è una macchina senza radiazione e la TAC è una macchina con radiazione. Quell'esposizione alla radiazione è sancita da una legge. È una legge che noi radiologi insieme con i tecnici di radiologia, dobbiamo giustificare l'esame, non solo noi ma anche il prescrittore. Okay. Però la responsabilità alla fine è la nostra. Okay. Perciò quando ci arriva il quesito noi dobbiamo essere certi, per esempio, che questa persona non ha fatto una radiografia o un TAC il giorno prima, perché allora non è giustificato farlo il giorno dopo, sì, in genere. Allora è un tipo di giustificazione. Ed non è semplice, non solo dal punto di vista radiologico, ma dal punto di vista clinico, perché, le ripeto, è talmente complessa l'eportagità della macchina e la risposta su tutti gli ambiti della clinica medica, che molte volte arrivano richieste che non sono giustificate e noi interloquiamo con i medici. E tante volte il medico, il clinico, il chirurgo specialmente preme perché lui vuole vedere le immagini, ma non si pone il problema che a cui lei ha accennato. Può essere, ma non solo il chirurgo, ma certamente attraverso il incontro diretto, e questo l'abbiamo sviluppato negli ultimi mesi, molto, allora si raggiunge un risultato migliore. Abbiamo certamente migliorato questo. Quindi questa valutazione di questa richiesta, la valutazione prende del tempo, cioè ci vuole del tempo, bisogna soppesare bene. Sì, tanto, perché devo specificare un'altra cosa. Sì. In questo ambito radiologico, un'occasione per dire una cosa importante. Sì. E spero che venga. Vede, la diagnosi per immagine e non solo in Italia, nel mondo è diventato un fenomeno di consumismo. Sì. E le persone stesse vogliono fare un esame perché nell'immaginario collettivo fare anche tanti esami non fa male, non esattamente così. Sì. Perché si comincia poi, ci abbiamo dubbi, cominciamo un percorso che non ha fine. Sì, e mette le persone in ansia, molte volte in modo non giustificato. Certamente. Allora è una cosa che pressa molto sulla radiologia, pressa molto sui medici stessi di famiglia e in generale, non nasce solo dal clinico, non è ma i medici di famiglia tutti, è così, giornalmente succedono queste cose. Quindi questa richiesta del medico può essere messa in discussione. Sì. Accade spesso che voi vi rifiutiate o chiamate chiamiamo il medico. Chiamate il medico. E discutiamo e condividiamo. Questo è il modo assoluto. Discutete il caso. Lo discutiamo. E dimostrami che... No. Le dico il mio parere e chiedo se lui condivido, per esempio. Talvolta posso sbagliare, mi spiega meglio le cose. Sa quante volte? Perché lui deve specificare in modo molto corto su una richiesta. Io mi faccio un'idea, poi telefono, scopro che dietro c'è un'altra storia. Ho capito. Allora mi convince talvolta. Allora c'è questo confronto che... tra medici che fa parte del mestiere. Certo, ma le idee si devono scambiare, confrontarsi. L'interpretazione dell'esame. Racconti un po'. Per interpretare è la cosa più difficile che ci sia, no? In radiologia. Non solo, è una cosa non solo. La conduzione qui farò anche un passo indietro. Quando gli chiedevo della responsabilità sull'immagine del tecnico, non dimentichiamo un'altra figura importante che è il fisico sanitario. Il fisico sanitario è quello che lavora dal punto di vista, fisico, sulla qualità dell'apparecchiatura, fa misurazione. Allora, a questo punto
ci sono due fasi molto complicate. Uno è la conduzione dell'esame, perché non è una fotografia. Non è che la radiografia somiglia alla fotografia. Okay? Sì. Una volta però il radiologo era considerato un fotografo. Sì, sono considerato, poverino, ha studiato anche per fare... Noi quando sentiamo i nostri vecchi degli elementi che riescono a tirare fuori da una radiografia semplice, tra virgolette, fatta come si deve, perché anche lì bisogna saper farlo, sono impressionanti. Noi non sappiamo più fare queste cose qua perché abbiamo a disposizione la TAC. Sì. Allora la radiografia è una cosa, sì, chiamiamola intermedia. Erano studiate queste radiografie, sì, si applicavano perché non c'era altro. Sì, quindi... E adesso è un dramma, perché le macchine sono diventate molto veloci, fanno un esame di tutto il corpo in 10 secondi, ma una volta usciva un'immagine dalla radiografia e adesso escono anche 2 o 3 mila immagini. Sì. E quindi a confrontare, io ho già visto dei dischetti, non ci si raccapezza. No, spero che si raccapezza. Sì, però un profano stenta a credere che ci si possa raccapezzare. È difficile spiegare le difficoltà. È difficile spiegare le difficoltà. Do una curiosità, quando sono nati all'inizio le TAC, erano TAC lenti, no? Sì. Una TAC 20 anni fa faceva, l'esame durava 20 minuti, mezz'ora e alla fine risultava era 300 immagini. Poi è cominciato a uscire le nuove TAC spirali, quello che sono attualmente, e i tempi sono ridotti a meno di 5 minuti, oggi sono a 10 secondi. Ma la riduzione della velocità ha aumentato in modo esponenziale le immagini da 300 a 3000, vedete 10 secondi 3000, mezz'ora 300, per questi sono i rapporti. E anche i direttori generali erano contenti quando li presentavo, perché gli dicevano, vedi, questo esame può fare l'esame invece di mezz'ora, lo fa in 5 minuti, aumenta la Sì, facciamo le liste d'attesa. Cosa mi racconti? Esatto, ma noi per interpretare anche l'esame, abbiamo triplicato, quadriplicato i tempi che dobbiamo perdere davanti. Sì, come fate? Fate una scrematura, cominciate a scartarne certe immagini, questa no, questa sì, questa no. Non esiste. Dobbiamo guardare è tutto. L'occhio che... Beh, c'è una tecnica per guardare l'esame, sì, perché lo guardiamo anche in movimento e dobbiamo avere una metodica, proprio per evitare che succede che con la stanchezza anche poi perdi o salti qualcosa, non deve succedere. La superficialità in medicina e in radiologia. C'è la domanda? Tante volte si trovano delle superficialità che compromettono tante volte gli esami, compromettono le cure, eccetera. Quindi bisogna cercare sempre di essere più concreti e più precisi nelle... non solo in medicina superficiali. Insomma, qualche volta... Può capitare. Sì. Le comunicazioni e le spiegazioni al paziente. Sì. Come vi comportate con i pazienti? Allora, non conosco bene la situazione qua, però in senso generale diventa sempre più difficile perché ci accorciano i tempi che ci lasciano a disposizione parlare con i pazienti. E invece dovrebbero allungarli i tempi. Devono concedere un tempo giusto, ma non anche di nuovo, non è solo in radiologia, anche nelle visite.
il rapporto con il paziente si raffredda, non si raffredda, si riduce. Perché il paziente delle volte riceve un referto e rimane sgomento. Che cosa fate voi per quando dovete comunicare cose brutte? Come fate? Come vi comportate? Si parla con il paziente, si cerca di spiegare la situazione e li si indirizza verso il suo medico curante, ovviamente, se lui viene a chiedere a noi, perché può capitare, frequentemente capita che vengano effettivamente a parlare con noi. Noi cerchiamo adesso di introdurre un altro percorso, adesso nell'ultimo mese. Cerchiamo di prendere un po' in carico il paziente nel nostro reparto, che significa che se noi troviamo un reperto che è dubbio, o diciamo che richiede comunque un accertamento ulteriore, noi cercheremo di non mandarlo. La verità devo dire cerchiamo, perché già accade, okay? È ancora in fase organizzativa, però ce l'ho già molti esempi dove i miei colleghi hanno capito l'importanza di questa, diciamo, presa in carico, e noi stabiliamo già il suo percorso nell'ambito radiologico. Questo è semplice cosa, ecografia, si vede un nodulo che può essere una cosa dalla nascita, non è detto che... Sì. Però per questo bisogna fare la TAC, purtroppo abbiamo fatto ecografia, abbiamo scoperto qualcosa, anche se c'era dalla nascita, l'abbiamo visto, bisogna fare un accertamento. Noi non restituiamo così il pacco al medico di famiglia, ma lo prendiamo in carico, prepariamo anche la richiesta stessa e lì troviamo lo spazio adeguato, nei tempi adeguati per fare questo accertamento. E io spero che questo si diffonda sempre di più dentro la radiologia. Questo è molto importante, è molto importante. E lei contribuisce in questi casi, la tecnica radiologa è tirata per la giacchetta, si raccomandano a lei tante volte. In un percorso così no, perché presuppone che il medico, il radiologo stesso, dia il via libera a questa Però quando ci sono queste persone un po' ansiose, queste persone... bisogna capire l'ansia da cosa arriva. Capire, sì. Una donna forse ha una sensibilità maggiore di un uomo, forse. L'esempio più stupido, in mammografia la paziente è preoccupata, la prima cosa che chiede è preoccupata per cosa? Per l'esito o per il dolore? Allora parliamone, perché se per l'esito abbia pazienza, ci sarà da aspettare un po', ma qualcosa alla fine il medico le dice. Se per il dolore mi dica lei quando sente male, sospendiamo un attimo l'esame. Lì si tratta di parlare con i pazienti, ecco, Sa che un po' di giorni fa ho fatto una mammografia anch'io al seno, mi sentivo pungere, e prima si è fatto l'ecografia e dice pare una ghiandola, una cosa di ghiandole. Abbiamo fatto la mammografia, tutto bene, però sono momenti che bisogna tener duro e è certo che chi è un po' fragile allora bisogna sostenerlo, bisogna farlo. I rischi in sala raggi, signora Perazzo, radioprotezione, che rischi ci sono in sala raggi? Sala raggi, sala TAC, io dico sala raggi per dire sala... Ora, per l'operatore sono veramente ridotti ormai, nel senso che abbiamo comunque, per quanto riguarda la TAC, siamo fuori dalla sala gantry, quindi certo, se è comunque in una zona controllata, però è controllata dalla fisica sanitaria, quindi si presuppone che siano dosi al di sotto della soglia, diciamo. Per quanto riguarda all'interno della diagnostica siamo protetti dalle paratie. Certo, non si può andare sotto il fascio radiogeno, non si può stare a sorreggere il paziente, poi queste cose qua no, perché c'è la costanza dell'esame, quindi la presenza del tecnico è costante, anche poi c'è la sala operatoria. Ecco. Non avete più i grembiuli di piombo, no? Li abbiamo sempre i grembiuli di piombo, li abbiamo in sala operatoria, sì, dove non abbiamo una paratia, ecco. E poi li abbiamo comunque per il paziente che magari
non so, c'è il parente che aiuta il paziente, oppure c'è il paziente coricato ma lo copriamo per dove nella zona dove non interessa, in base anche all'età del paziente. Ecco. Sì, sì. Questo è questa radioprotezione ora è seguita, ci sono stati dei momenti nel passato che non c'era una cultura di gran protezione, ci sono state delle cose che insomma il radiologo decide le dosi e lei le amministra, lei le somministra. Com'è? Il radiologo Raccontiamo decide... un po' come succede. Non è proprio... lei come fa il calcolo di queste dosi? Come si calcolano? Come faccio a dire? Ne do tante. Sono tante? Allora. Quante ne do? Perché e per come? Allora, il principio deve essere che io somministro, cioè nel senso, alla fine è il tecnico che imposta la macchina, però al fine di diagnosi che parte da me, devo somministrare la dose più bassa possibile per ottenere il risultato. Questa frase ha grande significato perché ci sono diversi metodi per impostare un esame. Per esempio, non fare delle scansioni, esposizione che alla fine non sono utili per la radiazione. Sì. Ma soprattutto, se mi consente, nelle TAC che utilizzano quantità di radiazione relativamente alte, queste macchine, quello che abbiamo adesso e quello che abbiamo acquistato qualche settimana fa, hanno dei sistemi della riduzione della dose. Ma non solo, anche le macchine radiologiche che abbiamo acquistato, uno il telecomandato, questo è polifunzionale. Tutte le macchine che sono in radiologia Lavagna sono quasi state tutte acquistate dal Comitato Malati Tiguglio, quasi tutte. Allora le faccio i complimenti. Sì. Allora le faccio i complimenti perché le macchine hanno i sistemi di riduzione della dose che, come posso dire, danno un'immagine che dal punto di vista estetico può essere più brutta, ma non toglie nessun elemento diagnostico importante. E allora siamo proprio adesso che viviamo un passaggio tra macchine senza sistemi di riduzione della dose a macchine con riduzione della dose, che dobbiamo abituarsi a lavorare con questo sistema, ma dobbiamo utilizzarlo perché nella TAC per esempio battiamo molto le dosi. Quindi radiazione ne prendiamo per tutti i sensi, da tutte le parti, quindi meno ne dispensate e meglio è. È per legge, non è solo per legge, ma anche è una questione morale. Senta, noi siamo arrivati alla fine, è passata molto presto, 30 minuti sono passati molto presto. Io vi ringrazio la signora Maria Livia Perazzo, coordinatrice dei tecnici di radiologia, l'ho detto bene, e il dottor Ilan Rosenberg, primario direttore della radiologia, di tutta la radiologia dell'AS 4. Io vi ringrazio il nostro regista Alex Apollaro e ringrazio voi telespettatori e vi do appuntamento alla prossima puntata. Grazie.